Per quanto riguarda la certezza della pena, io sono assolutamente fiducioso che la magistratura opererà secondo quelle che sono le nostre leggi e chi ha sbagliato pagherà e pagherà quello che è giusto. La giustizia presenterà il suo conto, ne è certo il prefetto di Treviso Angelo Sidoti, guardando ai recenti fatti di cronaca che hanno sconvolto la Marca. Prima l'incidente è costato la vita a Mara Visentin e Miriam Cappelletto, le due donne travolte sul terraglio dall'auto di Ronny Levakovic, il 25enne rom accusato di aver guidato a folle velocità. Il secondo, la mattanza di Pieve di Soligo con la morte di Adriano Armelin, avvenuta poche ore dopo essere stato rapinato e pestato dal 36enne marocchino Mohamed Boumaran. Due fatti diversi, dice il prefetto, simile il carico di dolore e sconcerto. Sidoti usa termini precisi. Si è trattato di episodi che sono di natura assolutamente diversa, di completa incoscienza nel caso dell'incidente stradale che si è verificato, incoscienza delinquenziale perché non si va in strada in quel modo. In un altro caso è stato un furto che ha avuto purtroppo delle conseguenze gravissime. Faccio sempre le mie condoglianze alla famiglia. Connesso chiaramente il capitolo dei controlli e quindi della prevenzione. Noi negli ultimi tempi, si è visto, abbiamo incrementato notevolmente i nostri servizi sul territorio, sia l'Arma dei Carabinieri che la Polizia di Stato. In corso, assicura Sidoti, anche la sostituzione di quei militari dell'esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure nella Marca, come in stazione a Treviso, e in questi giorni dislocati dal Ministero nei punti sensibili del paese a seguito della crisi ucraina, una riallocazione segnalata e contestata anche dal sindaco Mario Conte. Un decremento dal punto di vista numerico delle forze in campo, ma noi stiamo già rimodulando i servizi in modo da poter sopperire a questa carenza.